Ha chiesto un massaggio per soli 20 euro, poi ha cercato di contrattare a ribasso offrendone la metà, ma vistosi negare la prestazione è prima uscito dal locale, poi dopo pochi secondi è tornato scatenando contro l'operatrice tutta la sua rabbia e colpendola con un coltello al collo e all'addome. Si sono svolti così i fatti la sera del 6 gennaio al centro massaggi Paradiso d'Oriente di via San Valentino a Udine. A finire in manetta, accusato di tentato omicidio, 51enne, originario di Favaro Veneto, Piero Timini, già conosciuto alle forze dell'ordine per molestia e violenza sessuale e atti di esibizionismo. È emerso che avesse avuto altre vicende di carattere giudiziario. Si tratta di una persona che aveva delle difficoltà sicuramente dal punto di vista anche sostanzialmente della vita. La fuga dell'uomo è durata solo 3 giorni. È stato fermato ieri sera dagli stessi carabinieri di Udine nei pressi di piazza Primo Maggio, dove aveva trovato riparo tra i cespugli. Da un paio d'anni infatti bazzicava a Udine senza fissa dimora. A incastrarlo le telecamere a circuito chiuso, la testimonianza della stessa massaggiatrice che dopo essere stata curata all'ospedale aveva fornito un identikit agli inquirenti. Indagini di carattere tecnico e quindi tutto ciò che è possibile ricorrere dal punto di vista delle immagini della videosorveglianza. In più riscontrate da attività sul territorio, quindi nella zona proprio dove è avvenuto il fatto, a cura degli operatori, degli investigatori. Dopo decine di accertamenti, ieri la svolta, essenziale anche la collaborazione dei cittadini, l'uomo, una volta affermato, ha ammesso le proprie colpe dicendo di aver perso la testa. Nel suo borsone sono stati trovati anche scarpe e giubbotto che indossava la sera dell'aggressione. La donna ora non versa più in pericolo di vita. Saremo qui a raccontare forse un'altra vicenda, un'altra storia, se il militare del nucleo radiomobile, in quel momento l'equipaggio, attivati dalla centrale operativa sulla richiesta d'aiuto che era pervenuta appunto alla nostra centrale operativa, non fossero prontamente giunti.